soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Va ora in onda Pop Economia. Alessandra, te la linea. Eccoci cari amiche e amici di Radio Libertà, ascoltatrici e ascoltatori di Pop Economia. Oggi è martedì 10 dicembre e neanche a dirlo, una giornata caldissima sul fronte economico e sul fronte dell'economia reale e una giornata cruciale per i lavoratori di Stellantis. Mentre vi parlo in questo momento al MIMIT, il Ministero per le Imprese e del Made in Italy, c'è un tavolo proprio per i lavoratori di Stellantis e sotto il MIMIT, sotto il Ministero, c'è un presidio di protesta. Ci sono gli operai, i lavoratori, vengono da Pomigliano, da Cassino, da Melfi e chiedono una cosa semplice, salvare il loro posto di lavoro. E in ballo c'è l'indotto, l'abbiamo detto tante volte, l'indotto di Stellantis. 97 i licenziamenti, le lettere di licenziamento che giovedì scorso sono piovute sulla testa dei lavoratori della Trasnova. Lo avevamo detto proprio 2 giorni prima, martedì lo avevamo anticipato, ma non c'è solo la Trasnova, c'è la Logitech, c'è la Tecnoservice. Ovviamente la politica si dice tutta compatta e farà di tutto, dicono i politici, dice chi ci governa, per far sì che Stellantis rimanga in Italia. Ha parlato ieri sera anche a Rai 1 Jean-Philippe Imparato, il capo Europa di Stellantis, e ha detto Stellantis è centrale, rimarrà in Italia. Abbiamo tante sorprese, vedremo. Tra poco arriva anche Alberto Gusmeroli, l'onorevole Gusmeroli, il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, ci aggiornerà su tutto, perché questo tavolo di oggi è propedeutico preparatorio di un altro tavolo ancora più rilevante che si terrà il 17 nei prossimi giorni. Tutto questo mentre l'economia reale piange, perché l'Istat certifica che frena ancora la produzione industriale. Siamo su base annua, il calo è quello del 3,6% e a trainare il ribasso, indovinate un po' chi è la produzione di autoveicoli, mentre siamo attanagliati dalla peggiore crisi di sempre, quella delle bollette e i rincari che ci porteranno sempre più vertiginosi sull'orlo di una crisi di nervi. Sfido chiunque a dire la propria su questo, e con il gas che proprio da questo momento, da quest'ora, sta rincarando alle stelle. Anche su questo interpelleremo Alberto Gusmeroli. E allora una puntata ricca, ricchissima, con grandi ospiti. Innanzitutto ascoltateci sulla Radio DAB, radiolibertà.net, sul digitale terrestre, la TV 252, sulla pagina Facebook, su tutte le app che preferite, YouTube, Twitch, e poi Lorenzo, dove possono contattarci i nostri ascoltatori velocemente e mandare soprattutto messaggi che leggeremo, SMS? Allora, se volete chiamare in diretta il numero è lo 0292947222. Invece se volete mandare un messaggio su WhatsApp il numero è il 340 670 9659. E allora cominciamo in diretta proprio da Pomigliano d'Arco, da dove abbiamo proprio cominciato a far sentire le voci degli operai, dei lavoratori, dei sindacati. È un piacere ritrovare Giuseppe Zazzaro, responsabile sindacale aziendale, già con noi martedì scorso. Giuseppe, c'è un presidio a Pomigliano proprio lì. Innanzitutto buon trovato, come stai? Bene, grazie, buon pomeriggio a te e a tutto il parterre. Grazie. E insieme a te anche Salvatore Silvestro, abbiamo Amico cominciato proprio con lui. Silvestro. Salvatore, ben rivisto. Ben rivisto. Che dire, è stata una giornata Un umida. attimo solo, ti do subito la parola, ed è un piacere ovviamente ritrovare il grandissimo giornalista economico Nino Sulzeri. Ciao Alessandra, tu sei sempre gentilissima. Mi fai Gentilissima Nino, io sono realista, parliamo di economia reale, allora. Grazie. Eccoci. E allora, tra poco, tra 10 minuti, si collegherà con noi anche l'onorevole Alberto Gusmeroli. E allora, Giuseppe, presidio permanente a Pomigliano. L'avevamo detto martedì scorso, lo avevamo detto,
probabili licenziamenti. Giovedì arriva questa lettera, no? Queste missive che vi sono piovute addosso, 97 i posti a rischio. In questo momento leggo un'agenzia, c'è anche un tavolo ristretto al Mimit tra governo e Trasnova, un tavolo ancora più ristretto. Vediamo che cosa uscirà. Ma giovedì poi c'è stata a ciel sereno questa notizia, no? Il giorno prima, noi ci eravamo sentiti il giorno prima, c'era stata Stellantis che aveva detto siamo favorevoli a riaprire il dialogo con la Trasnova, vediamo che cosa si può fare. Il giorno dopo invece l'ha stangata. Primo, ve lo aspettavate? Qual è il clima? Chi è venuto lì a Pomigliano in questi giorni? E allora, come ti dicevo, da stamattina una giornata umida, poi è uscita una splendida giornata di sole, e questo può essere un segnale per questi lavoratori di Trasnova, perché trapelano notizie positive da Roma. Presenti al tavolo anche la segreteria nazionale nella persona di Antonio Spero, che credo debba intervenire nella tua trasmissione. Sembra che Se dopo ce la farà senz'altro. Che cosa ti ha detto Antonio Spera? Vi siete sentiti? Quali sono le notizie? mi sono sentito con la segreteria che partirà da Napoli nella persona di Ciro Esposito, il nostro segretario provinciale, il vice segretario Gianfranco Colella, che ci hanno dato delle rassicurazioni in merito. Sembra andare tutto nella giusta direzione, devo dire la verità. Speriamo bene, poi ovviamente aspettiamo notizie ufficiali, magari la conferma di quanto sto dicendo da parte anche della segreteria nazionale nella persona di Antonio Spera, ma sembra che sta andando tutto nella giusta direzione. Questa giornata di sole che adesso sta uscendo è di buon auspicio per i lavoratori Trasnova e ovviamente per Stellantis tutta. C'è un messaggio anche da Cassino, lo leggeremo a fine puntata, ci tengo molto a leggerlo. Vediamo un po', facci vedere Salvatore Silvestro. Sì, Salvatore. l'amico Salvatore Silvestro. Ciao Salvatore, allora, qual è il clima lì? C'è un presidio permanente. Chi è venuto in questi giorni lì giù da voi? Allora, qui diciamo che sono passati un poco tutti. È venuto Conte, partiamo dal nostro, diciamo, dalla regione. È venuto Emilio Borrelli, è venuto il presidente Conte, l'altro giorno venne la Schlein, e con noi diciamo che per un po' più di tempo c'è stata anche Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle, che è proprio delle zone vicine, che ci ha raggiunto per diciamo stare con noi al presidio. Vi hanno confortato? Che cosa vi hanno detto? Qual è la loro soluzione? La soluzione sarebbe quella di prolungare la commessa. Diciamo che però ad oggi sono tutti vicini a questi lavoratori, però la soluzione non può venire solo diciamo, dalla politica, ma anche proprio dall'azienda direttamente. Ecco, non può venire solo dalla politica, ma dall'azienda direttamente. Nino Sulseri, la politica conforta in questo momento, ma la soluzione non viene dalla politica, anche perché la politica che cosa può fare? Può fare quadrato, può dire che Stellantis in questo momento non si deve muovere dall'Italia. Poco fa il vice premier Tajani ha detto troveremo, credo proprio che arriveranno dei soldi, troveremo 1 miliardo, e poi Jean-Philippe Imparato ieri sera, come accennavo, ha parlato a Rai 1 e ha detto Stellantis è centrale, abbiamo molti progetti, stiamo mettendo in cantiere nuove auto, vedrete che ce la faremo. Ma abbiamo imparato, dico io con una battuta, un pochino la lezione, perché qual è la ricetta? Adesso è mettere altro denaro pubblico, ingrassare un pochino di più l'azienda, i dividendi se ne è parlato molto molto in questi giorni. Se questa ricetta è fallita, che cosa facciamo? La ripetiamo? La reiteriamo? Che cosa succede? Dove vanno ad investire i manager di Stellantis in questo momento? Stanno investendo nella Gigafactory? Spiegaci un po'. Beh, insomma, la notizia di stamattina è che la Gigafactory... Tu lo scrivi su Panorama. Sì, stamattina su Panorama la Gigafactory è stata, che doveva essere fatta a Termoli, dove è stata messa in frigorifero, e invece verrà fatta in Spagna, e verrà fatta in Spagna perché il governo spagnolo ha messo a disposizione 370 milioni, e quindi praticamente l'impianto glielo paga
lo Stato spagnolo. Ora, e qui vedi purtroppo tutta la differenza che penalizza l'Italia, cioè la Spagna ha sicuramente conti pubblici più in ordine dei nostri e soprattutto ha fatto una scelta che di puntare gran parte delle risorse del PNRR sulla transizione green, avendo anche Teresa Ribera, che adesso fa la Commissione europea come ministro, gli è venuto anche abbastanza bene, quindi la Spagna ha tanti soldi da spendere sulla transizione verde, cosa che noi non abbiamo. Non abbiamo perché abbiamo le condizioni di bilancio pubblico che conosciamo e per di più la scelta che è stata fatta sul PNRR è stata quella più che concentrarci su qualcosa in particolare, tranne forse le ferrovie, per il resto abbastanza, come dire, di tradizione democristiana, i soldi sono stati, come dire, diffusi sul territorio, mettiamola così, in maniera elegante, e quindi adesso che i soldi servono per la transizione ecologica non ci sono. Non ci sono più, sono finiti, ecco. Sono finiti, sì, ma insomma guarda, è semplice il discorso, cioè Sì. tutta la transizione verde che adesso viene descritta come una follia, che per molti versi lo è, fatta a Bruxelles, in realtà c'ha una sua spiegazione abbastanza evidente, cioè che l'industria automobilistica europea aveva deciso di andare a sua volta verso il suicidio, come dicevamo anche l'altra volta, perché siccome c'è il mercato che è strutturalmente in calo, il mercato, la domanda dell'automobile è strutturalmente in calo. A casa di mio padre c'erano 3 macchine, io non ne ho nessuna. Quindi l'idea geniale qual era? Qual era? Favoriamo la transizione verde, quindi prendiamo tutte le auto a scadenza dal 2035 in avanti e le ricambiamo tutte, cioè tutti devono rottamare o vendersi le auto che hanno e comprarsi le auto elettriche o comunque quelle a emissioni zero. Il retropensiero di tutto questo è: pagano i governi. L'abbiamo visto anche con la storia della transizione energetica, i pannelli solari, le eoliche. Paga lo Stato. Lo Stato non può più pagare e quindi la situazione è quella che... La situazione è stagnante, è quella che è. E vedo collegato finalmente, molto atteso, l'onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione della Camera dei Deputati, presidente della Commissione Attività Produttive. Ben ritrovato, onorevole Gusmeroli. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio anzi, e grazie per l'invito. Ecco, noi l'abbiamo tanto evocata in queste puntate, in questa trasmissione. Abbiamo seguito tutta la vicenda Stellantis dall'inizio, dal sud al nord dell'Italia, da Piedimonte San Germano a Pomigliano d'Arco. Ci sono i rappresentanti dell'UGL, del territorio, lavoratori di Stellantis, a Melfi, da Tessa, a Cassino, insomma a Torino. Abbiamo seguito tutto, abbiamo dato voce a tutti gli operai. E stavo appunto accennando alla riunione ristretta che c'è in questo momento al Mimit, che è un po' propedeutica ad un incontro molto più importante che si terrà tra pochi giorni, dove ci sarà sicuramente anche lei. Lei ha avuto un ruolo importantissimo in questa vicenda, ha invitato, io l'ho detto molte volte in trasmissione, John Elkann già a fine ottobre, ma John Elkann non è venuto in audizione a riferire. Poi la settimana scorsa ha detto venga, torni John Elkann a discutere il piano in Parlamento e poi direi, insomma, lei come è andata questa vicenda? Ci racconti un po', perché adesso ieri sera ha parlato anche Imparato, il manager, il capo Europa di Stellantis a Reunio, ha detto vedrete che Stellantis rimarrà centrale, ma i lavoratori sono molto agitati, la preoccupazione dei sindacati è enorme per una vicenda che non tocca soltanto gli operai,
non tocca solo l'ex Fiat, ma tocca tutta l'Italia. Onorevole Gusmeroli, come stanno le cose? Ci dica un po'. Sicuramente credo che quasi, tra virgolette, sia normale essere preoccupati per lo stato di salute di Stellantis in Italia, quindi le aree produttive, i posti di lavoro, perché la situazione non è sicuramente delle migliori. C'è tutta una serie di concatenazioni, un po' come un grande comitolo che è pieno di nodi, e quindi non c'è una soluzione che d'amblè diciamo risolve tutti i nodi, ma c'è una serie di interventi che devono essere fatti. Ovviamente la prima cosa sicuramente importante è l'incontro del 17 di dicembre. In quella sede sicuramente ci sarà il CAN a questo incontro, onorevole Gusmeroli? No, l'incontro, io ho parlato col Presidente. Che cosa le ha detto il Presidente del CAN? Vabbè, tutta una serie di cose che non posso riferire, ma poi... Quello che ci può riferire, noi ci prendiamo quello che lei può riferire. Posso dire che ha delegato l'ingegnere imparato e ha tutte le deleghe per raggiungere un accordo. E l'accordo per cui ha le deleghe imparato è o dovrebbe essere qualcosa di positivo anche per l'Italia. Ecco, vediamo se queste parole sicuramente importanti si traducono in fatti concreti, perché il tema vero sono i fatti. Non è tutto nelle mani purtroppo di Stellantis, ma c'è, come dicevo prima, il problema dell'automotive è un problema che va visto a 360 gradi. Parte da lontano, parte da una decisione di per sé sbagliata, cioè di affrontare il tema della transizione ecologica con un'unica soluzione molto radicale, senza averne studiato le conseguenze e il rapporto costi-benefici. Questo cosa porta in più? Per raggiungere questo obiettivo si sono imposte delle sanzioni, secondo problema, che subirebbero nel 2025 le case produttrici, ed è uno dei motivi per cui stanno chiudendo delle produzioni, perché ovviamente se non riesci a vendere l'elettrico e quindi a raggiungere i target del 2025, cosa fai? Per evitare la sanzione abbassi la produzione di endotermico. Quindi questo è un ulteriore problema. Poi c'è il problema degli incentivi, che ovviamente ce ne sono di diversa categoria. C'è l'incentivo tradizionale al consumo, e abbiamo visto in pochissimi giorni si sono volatizzati 1 miliardo, no, di incentivi. Praticamente in termini poi pratici di incidenza sulla vendita dell'elettrico, non dico quasi nulli, ma insomma non sono stati efficaci. Ecco, a tal proposito il vicepresidente... Poi ci sono gli incentivi alla produzione, ci sono gli incentivi alle società all'impresa della componentistica, c'è la deducibilità fiscale, c'è la cassa integrazione, cioè è, come dicevo, un problema da affrontare a diversi livelli: Europa, Italia, azienda, sindacati, cioè in qualche modo tutti dobbiamo fare la nostra parte se vogliamo tutelare un mondo, quello dell'automotive, che ha dato in profonda crisi. Ecco, onorevole Gusmeroli, a tal proposito il vice... le soddisfazioni sia l'Italia che l'Europa. Il vice premier Tajani ha detto stamattina pronto 1 miliardo per il settore. È così? Ci sono questi soldi? E poi c'è tutta la polemica dell'ingrassamento dei dividendi in questi giorni, no? Lei pensa sia un sistema efficace? Io non lo so se ci sia 1 miliardo, perché penso che sia stato detto ci sia, ma il
il tema è di ragionare con più soluzioni, cioè se noi pensiamo che è un po' come quando, cioè se noi mettiamo continue toppe, no? È chiaro. Non se ne esce, per quello che è importante il 17 di dicembre, perché? Perché sono seduti al tavolo tutti, a quel punto si possono fare dei ragionamenti che però sono solo nazionali in questo momento, mentre bisogna ragionare anche con l'Europa, bisogna che l'Europa abbia un approccio meno ideologico. Per esempio nel caso italiano, per tornare al caso italiano, la piattaforma del gas potrebbe essere che darebbe 30-35 mila macchine l'anno di produzione, potrebbe essere già riattivata adesso, ma però bisogna che in qualche modo ci siano delle decisioni superiori diverse. Cioè è un problema grave. Affrontato su più livelli, lei ci sta dicendo. Sì, ma con diverse soluzioni, cioè non c'è una soluzione unica che risolve il problema dell'automotive. Perché? Perché è una situazione talmente concatenata, talmente intricata, talmente, diciamo, appunto, con più livelli anche politici, istituzionali, che deve essere affrontata a tutti i livelli. È veramente una situazione difficile, quindi dire questa è la soluzione è superficiale, molto superficiale. Ecco, Nino Sulzeri, l'onorevole Gusmeroli ci dice ci sono varie soluzioni, il problema è molto complesso e bisogna vederlo nelle sue varie sfaccettature e cercare di metterlo insieme. E sullo sfondo, lo abbiamo sempre detto, la rigidità delle regole europee che non consentono. Quindi diamo una battuta su questo perché ci avviamo anche verso la chiusura. Vorrei dire una precisazione su quello che dice l'onorevole Gusmeroli. La soluzione è una sola, soldi pubblici. O arrivano i soldi dello Stato, e lo abbiamo visto appunto stamattina con la storia della Gigafactory in Spagna, cioè la transizione verde si fa soltanto con finanziamenti pubblici, altrimenti non si fa. Possiamo anche girarci intorno come ci piace, però la verità è purtroppo è una: o vengono dati incentivi pubblici molto consistenti, oppure la transizione verde diventa così, cioè farà morti e feriti, ma ne farà tanti morti e feriti. E allora il problema è: le finanze pubbliche sono in condizioni di reggere un film di questo tipo, oppure tornare indietro? Ma tornare indietro è complicatissimo. Stamattina la BMW ha detto lei ormai va avanti sull'elettrico. Tavares è saltato, ma anche lui, cioè ormai la deriva è partita. Se il treno viene fermato, io non so se i danni siano maggiori nell'andare avanti o nel fermarsi, ma comunque sia, come già dicevo l'altro giorno, la settimana scorsa, cioè la funzione dei governi è essenziale. Senza gli interventi, senza sussidi, da sto film non se ne esce, non sarà ovviamente. Non se ne esce, dice Nino Sulzeri. Onorevole Gusmeroli, è un problema di soldi pubblici, perché il problema originario è questo, d'accordo? Vedi il caso della Gigafactory, no? Anche l'investimento in Spagna che è stato fatto. È anche un problema di soldi pubblici, che poi bisogna vedere se devono essere dati al consumo, se devono essere dati alla produzione, eccetera, eccetera. Dico, è anche, ma non è solo, perché se noi pensiamo che sia solo, protraiamo l'agonia solo di alcuni tempi. Invece bisogna, primo, togliere le sanzioni, perché se togli le sanzioni, almeno le piattaforme, io parlo in generale, non solo di Stellantis, almeno le piattaforme che possono ripartire sull'endotermico possono mantenere dei posti di lavoro, preservano soldi pubblici,
che possono essere dati in altra maniera, perché se noi buttiamo soldi dalla finestra a un certo punto, in un paese peraltro, attenzione che noi qui abbiamo due paesi che sono fortemente indebitati, l'Italia e la Francia. Guardate che il debito pubblico francese non è meglio del nostro in valore assoluto, ma proprio no. Quindi bisogna fare molta attenzione, io lo dico spesso, a due cose. Uno, all'utilizzo dei soldi perché non sono infiniti. Due, a scrivere dei buoni provvedimenti e delle buone leggi, perché se si traducono in sperpero di soldi, noi purtroppo non ne abbiamo tanti. Quindi ecco perché dico sì, è anche un tema di incentivi, ma non è solo, perché se noi lo focalizziamo solo lì, per me procrastiniamo solo l'agonia e questo non va bene. Invece bisogna affrontare, l'ho detto, le sanzioni del 2025, la scadenza del 2035, alcune piattaforme che possono ripartire, quello del gas naturale. Poi c'è il tema della deducibilità fiscale, sono sempre soldi pubblici, però riguardano le imprese fanno investimenti, se fanno investimenti le imprese è più facile perché un'impresa compra più facilmente delle auto aziendali. Certamente, è chiaro il suo discorso. Parte la domanda, se la domanda non è privata, cioè del cittadino, deve ripartire la domanda. Allora, mettiamo su un jingle, pochissimi secondi e rientriamo perché voglio chiudere ancora. 5 minuti, ecco, mezzo minuto di pausa. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A voi la linea. Ripartiamo. Allora, il ragionamento dell'onorevole Gusmeroli è molto chiaro. Il problema è complesso, va visto in tutte le sue facce per comporre una soluzione che non è unica, ma ci sono diverse soluzioni. Nino Sunseri dice il debito pubblico, l'Italia indebitata è sempre un problema di cassa, non è così, Nino? E poi ci sono i lavoratori che lottano tutti i giorni per il proprio posto di lavoro, molti sono monoreddito, lo ripeto, li abbiamo visti tutti, ci sono in collegamento due operai lavoratori RSA dell'UGL da Pomigliano d'Arco. Cosa volete chiedere? Cosa volete dire oggi all'onorevole Alberto Gusmeroli che è perfettamente sul pezzo da molto molto tempo? Velocemente. Piacere innanzitutto la presenza dell'onorevole, gli portiamo i nostri saluti ovviamente, e ci fa piacere anche di ciò che ha detto, perché ha detto che ha parlato chiaramente con John Elkann e ha dato delle rassicurazioni. Speriamo che effettivamente oltre alle parole poi passiamo ai fatti e quindi ci siano nuovi investimenti, ovviamente tenendo presente però, come diceva lui, di questa problematica, di questa transizione, di questa trasformazione del mercato automotive. Però siamo... Grazie. Alessandra, buonasera di nuovo. Allora, sì, noi chiediamo una maggiore attenzione sulla transizione all'elettrico, poiché ormai noi sono anni che stiamo a cassa integrazione. Io sono uno di quelli che si è fatto quasi 14 anni di cassa integrazione su 24 anni di contributi. Quindi speriamo che veramente ci sia un intervento forte da parte di questo governo per questi anni di transizione. Bene, forte e chiari. Vedi, onorevole Gusmeroli, è molto importante il contatto, il dialogo tra la politica, quella politica che, come fa lei, io lo riconosco, si occupa perfettamente delle situazioni senza dando rassicurazioni inutili e vane, ma è molto importante il dialogo tra la politica, i territori, il sindacato e i lavoratori, perché è una parte d'Italia, l'ex Fiat è anche una parte di cuore dell'Italia. E non come certe passerelle inutili di tanti politici che vanno sul luogo semplicemente per far scena, dico io, no? Perciò io chiedo sempre alla politica di dar conto quando la politica può dare conto, può dare risposte. Che cosa ha da dirci in merito? E poi andiamo verso una conclusione. Volevo una battuta sua, poi finale, sulle bollette. La prego proprio velocissima perché siamo andati molto oltre.
Ma attendiamo con fiducia il 17 di dicembre. Ecco, devo dire che il governo sta facendo tutto quello che è possibile, la convocazione di questo tavolo che comunque in questo momento ha per la parte Stellantis la persona diciamo più titolata, perché è un manager che arriva da Alfa Romeo, è un manager nel consiglio di amministrazione, quindi in ogni caso stiamo parlando di un top level che è a trattare col ministro Urso. Il ministro Urso ha seguito molto bene in questi mesi, è una situazione delicatissima, quindi ed è uno dei tanti motivi per cui io parlo poco, perché in questa fase più che farsi vedere, che fare polemiche, eccetera, eccetera, bisogna pensare ai fatti. Di vedere che si crei quel clima giusto perché si possa fare il bene dei lavoratori. Perché alla in un frammento, che cosa ha fatto lei per le bollette? C'è un emendamento perché, come ho detto in apertura, c'è una crisi, siamo sulla una crisi di nervi noi tutti per il rincaro matto delle bollette e del gas. Che cosa c'è? Un emendamento su questo? Ce lo può dire in un frammento? Nel decreto concorrenza è passato un emendamento che permette a tutti i vulnerabili, che sono circa 18 milioni di italiani, cioè gli over 75, diversamente abili e i fragili economici, di nei 6 mesi da qui al 30 di giugno di passare dai mercati dove sono mercato libero, mercato tutelato, al mercato tutele graduali. Questo permette di risparmiare tanti soldi sulla bolletta della luce. Ovviamente ARERA ha tempo il mese di gennaio per dare le istruzioni come fare, dopodiché abbiamo 5 mesi per informare i cittadini di questa opportunità che è una grande opportunità. Sì. Benissimo. Nino Suzzeri, un frammento, chiudiamo con te velocissimo perché siamo proprio andati oltre. No, sul mercato dell'auto, quello che ha detto prima, cioè il mercato dell'auto va verso un crollo, una caduta strutturale. E tu l'hai scritto questa stamane sul Panorama e lo scrivi tutti i giorni sulla Verità. Lo sappiamo. E quindi vuol dire che appunto i compiti del governo, dei governi, ma non solo quello italiano, ma di tutto il mondo, direi, e dei sindacati, è quello di rendere questa caduta il più dolce possibile, ma andare a sperare ancora che in Italia si possano costruire 2 milioni di auto come succedeva negli anni 70-80 non è immaginabile, elettrico non elettrico, non c'è una domanda per 2 milioni di auto costruite in Italia. È chiaro, non possiamo inseguire vani sogni. Esatto, E dice al corollario di quello che tu dici. Leggo, rifaremo 1 milione di macchine nel 2029, ma quando mai? Ma chi le compra ste macchine? Ma sia che siano elettriche, che siano a benzina, non ha importanza la motorizzazione. Non c'è più la domanda di auto è in calo strutturale. E dice Imparato, ha detto ieri sera, c'è un salto mortale da fare sull'elettrico. La proposta qual è? Un'alleanza con i fornitori per affrontare la transizione e farla diventare un'opportunità e non una cosa da incubo. Speriamo. Salvatore Silvestro e Giuseppe Zazzaro, cosa dite? Velocissimi, chiudiamo con voi perché abbiamo aperto con voi. Vi salutiamo e aspettiamo notizie buone per Pomigliano in primis e per tutto l'indotto e per l'Italia. E grazie all'onorevole, un saluto a Nino Sunseri, ovviamente un grande saluto a te e grazie di questa possibilità. Grazie. Perfetto, Nino Suzzeri. Grazie onorevole Gusmeroli, ci tengo a leggere un messaggio che viene da Piedimonte San Germano perché ci stanno seguendo tutti, ce lo dice Gennaro Davino, l'abbiamo ospitato qui, segretario provinciale della UIM. La vicenda Trasnova è solo l'ultimo capitolo di una crisi più ampia che investe tutto il settore dell'automotive. Le decisioni di Stellantis sembra confermare una tendenza di disimpegno totale.
Speriamo che oggi tutto questo si potrà smentire. C'è molta tensione lì a Cassino, un presidio permanente, perché anche lì stanno saltando a gogo posti di lavoro. Un abbraccio a Pomigliano d'Arco, un abbraccio a Cassino, a Piedimonte San Germano. Grazie onorevole Gusmeroli. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci, grazie Nino Sulzeri. Grazie. A martedì prossimo. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Torniamo in onda, abbiamo avuto un po' di ritardo, d'altra parte la vicenda Stellantis ci coinvolge molto. Oggi avevamo anche l'onorevole Alberto Gusmeroli che ci ha spiegato molte cose. Siamo andati un po' in là, ma abbiamo capito qualcosa di più e speriamo bene, noi siamo dalla parte sempre dei lavoratori. E finalmente vedo collegato Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma, capogruppo della Lega, il battagliero Fabrizio Santori che tutte le vicende segue da sempre. Ciao Fabrizio, come stai? Benvenuto qui a Rumore. Ciao Alessandra, complimenti, grazie a Radio Libertà di questo spazio importante. Grazie a te. E allora, qual è la vicenda che fa più rumore a Roma? Qual è quella che sarà destinata a fare più rumore? Il 24, lo sappiamo, si busserà ad una porta, la Porta Santa. Il Santo Padre aprirà la Porta Santa perché c'è l'apertura del Giubileo e così dell'Anno Santo. Ora, Fabrizio, io sono di Roma, tu lo sai, ci conosciamo da tanto tempo, per venire da te lì in Campidoglio tante volte sono venuta, ci metto sempre più tempo, cioè nel senso che parto dalla Nomentana, si può dire, io abito lì e generalmente non è molto distante in linea d'aria, ma ci metto oltre un'ora, pur avviandomi molto prima. E che cosa vedo intorno a me? A parte le buche, siamo abituati noi romani, noi saltiamo così, non c'è problema. Magari un milanese che viene a Roma si mette paura, ma noi romani siamo temprati. Ma le buche sono sempre più profonde, quindi bisogna stare molto attenti, ne abbiamo parlato anche con dei medici qui
in questa trasmissione è perché ci si può far male con le buche, può essere anche letale una buca. E poi c'è tanta immondizia in giro, il problema atavico, annoso di Roma. E poi ci sono cantieri aperti, quindi il traffico che va in tilt, ci sono le baracche sempre di più che proliferano, oppure sono state un pochino coperte, no? Messe lì sotto la coperta. Allora, la domanda è questa: noi siamo tutti contenti del Giubileo, siamo contenti che milioni di pellegrini verranno a Roma, ma come troveranno Roma questi pellegrini? Cioè, la domanda è: Roma, per la quale noi facciamo il tifo sempre e comunque, ma è pronta? Oggettivamente no, basta farsi un giro, soprattutto nel centro, ma non solo, nelle zone periferiche. Davvero fa rumore il fatto, Alessandra, che questa città sarà in uno stato di totale abbandono, nonostante il fatto che con il Giubileo si poteva generare invece una ripartenza importante della nostra capitale. E se pensiamo che sono oltre 1 milione di euro, 1.000 milioni di euro di finanziamenti che arrivano dallo Stato centrale per le opere del Giubileo. Ad oggi noi vediamo soltanto cantieri, caos, traffico e situazioni davvero imbarazzanti per una capitale europea. Se pensiamo agli interventi fatti nelle metropolitane, l'ultima Furio Camillo la inaugurano compresa la scala mobile rotta, gli ascensori che non funzionano per i disabili. Noi abbiamo quindi un tema di governabilità della città da parte di questa amministrazione, la Giunta Gualtieri, che è totalmente assente. Faranno 4 o 5 inaugurazioni, ma di fatto del Giubileo noi abbiamo oltre 251 cantieri aperti. Quanti? Ripetici un po', Fabrizio, quanti? 251 sono circa, perché alcuni sono stati completamente rinviati a dopo il 2026, quindi ci sono dei finanziamenti, questi finanziamenti non possono essere utilizzati e quindi i lavori vanno a finire a dopo il Giubileo, però i finanziamenti sono per il Giubileo. Ecco la cosa assurda, no? Drammatica di questa città, che non riesce a gestire i grandi eventi, anche perché a mio avviso servirebbe una riforma importante, no? Di autonomia di Roma Capitale. Questo è un altro discorso. Ecco, l'autonomia di Roma Capitale, questo è molto interessante. Tu che Roma la conosci bene, come potrebbe essere usata per fare la differenza a Roma? Se ne parla da tantissimo tempo. Sì, ora per il Giubileo il sindaco è stato nominato commissario straordinario per avere dei poteri speciali, ma basta comunque far diventare Roma come la 21esima regione d'Italia, perché di fatto le condizioni ci sono in termini di abitazione, in termini di popolazione e sostanzialmente in termini legati anche alla Costituzione, perché già nella Costituzione è inserita il fatto che Roma è la capitale d'Italia e deve avere dei poteri speciali. Quindi basta farla diventare la 21esima regione d'Italia e quindi ha dei poteri diretti con le competenze che sono tutte accentrate sulla città di Roma. Pensiamo solo al Tevere, no? Per renderlo navigabile. Ci sono 5 enti che governano il Tevere, ma come si può gestire una situazione di questo genere? Quindi le competenze devono passare su Roma, avere un'autonomia anche di carattere fiscale, così come è previsto per le altre regioni grazie alla Lega. Noi abbiamo così la possibilità di anche tenere sotto controllo gli aspetti della governabilità, cioè la responsabilità dei sindaci che si sono susseguiti e che hanno fatto dei disastri importanti. Uno dopo l'altro, Fabrizio, un po' tutti, diciamo, ci hanno messo lo zampino. Certo. Roma è una città difficilissima, glielo riconosciamo, per carità, ma insomma, diciamo che un po' tutti hanno messo del loro. E allora, Fabrizio, quali sono gli eventi clou di questo Giubileo? Cosa state preparando? Cosa stai preparando anche tu, che sei veramente molto fermi di iniziative lì in Campidoglio? Dici qualcosa, anche per chi vuole fare una gita lì a Roma. Non c'è solo a Roma l'aspetto del Colosseo, San Pietro. Roma vive di momenti straordinariamente importanti, quindi ed è su questo che io spesso interrogo la Giunta, soprattutto l'assessore al turismo e ai grandi eventi, di spalmare le iniziative su tutto l'anno per non concentrare i turisti da marzo, aprile fino a settembre-ottobre, perché altrimenti c'è il caos, i servizi esplodono. Va fatta un'azione anche di programmazione. Se noi andiamo in Trentino, ad esempio,
per l'inverno, troviamo il programma dell'inverno, sì, ma troviamo anche il programma dell'estate del Trentino. È cosa che non avviene a Roma, non c'è una programmazione dei grandi eventi, delle grandi iniziative, non sappiamo cosa accadrà a marzo, aprile, maggio, giugno. Noi su questo siamo molto attivi, insomma, cerchiamo di coprire un po' con le associazioni che sono presenti sul territorio, diverse iniziative che si svolgono sulla città di Roma grazie al nostro impulso, però chiaramente farlo a livello istituzionale, coinvolgere le ambasciate, cercare di generare un percorso complessivo con tutto il mondo, visto che Roma è molto semplice, essendo al centro, diciamo, di tantissime dinamiche, questo purtroppo non avviene. Un'altra critica che faccio a questa amministrazione, non solo nella gestione dei cantieri che sono stati aperti tutti per il Giubileo, praticamente nel mese di marzo, aprile, quindi è evidente che ad oggi noi giriamo e vediamo i cantieri tuttora aperti e li vedremo anche nel 2025, cioè a Giubileo in corso. Questa città sarà un caos, nonostante l'arrivo dei 33 milioni di pellegrini. Che 33 milioni di città. pellegrini, ecco, che sicuramente andranno ad incrementare il turismo e sarà un bene. Ma il commercio come va a Roma? Sono contenti i commercianti? Come lo vivono tutto questo? E soprattutto sono a posto, diciamo, a livello anche logistico, perché io li sento, insomma, quando cammino per le vie del centro. Qual è il clima? Il clima è, Cosa si aspettano? il clima è assolutamente, diciamo, di combattimento. Fabrizio Sartori ci si è frizzato, sul commercio si è frizzato. Mi sentite? E allora intanto io vi voglio dire alcune cose, vediamo se riusciamo intanto a recuperarlo, Lorenzo, Ci pensi tu, Lorenzo? Vediamo un po' se riusciamo a recuperare Fabrizio, che in questo momento si è frizzato. Ovviamente a Roma c'è una marea di iniziative e soprattutto ci sono i presepi. Adesso vi dico anche un po' qualcosa in più. Presepi dove potete visitarli a Roma durante il Giubileo, che si aprirà la notte del 24 dicembre. Roma è una città difficile, una città molto difficile, non è un capo d'accusa contro nessuno, ma ovviamente è tutto molto più complicato perché qualsiasi sindaco è andato a governare Roma ha trovato delle difficoltà, ma ognuno poi ha fatto un po' un disastro di tutto un po'. Fabrizio, ci sei di nuovo? Quindi stavamo dicendo del commercio, sì, adesso ti sentiamo velocemente perché purtroppo il tempo oggi è volato via, ma tanto riapprofondiremo prima del Giubileo. Con piacere, con grande piacere. Sul commercio, sui commercianti. No, il commercio, tutte le organizzazioni, Confesercenti e Confcommercio in particolare, hanno chiesto qualche mese fa all'amministrazione un confronto che non c'è mai stato in questo periodo sulle tante problematiche che hanno i commercianti, perché il tema vero non è solo il centro storico dove c'è movimento. Qui il vero tema è che Roma vive di esercizi commerciali in tutto il quadrante, all'interno del grande raccordo anulare in particolare, che non ha i benefici del Giubileo, ha soltanto una tematica di riflesso di disagi della cittadinanza stessa, che di fatto non si riversano in forma positiva nelle aree periferiche o semiperiferiche della città. E questo è il grande tema su cui va data un segnale, no? Anche gli stessi eventi del Giubileo del Vaticano sono la maggior parte organizzati all'interno delle mura aureliane. Serve un'azione diffusa, no? Di presenza, perché poi il tema del pellegrino. Il pellegrino è un turista particolare che viene, fa frequenta San Pietro o le iniziative di carattere religioso del Giubileo, forse alloggia dentro strutture cattoliche, quindi suore, preti o qualsiasi altra cosa collegata al mondo del Vaticano, perché questo non è assolutamente un'accusa, sto solo dicendo che esiste una modalità, un flusso di presenza del pellegrino che poi non spende perché è molto attento anche a questo. È molto attento, certo, si fa i suoi conti ovviamente, cerca di farsi tornare i conti, quindi è un turismo molto particolare e quindi questo tipo di turismo, tu ci stai dicendo, ha bisogno di un'offerta particolare, no? Di una cura particolare. Ecco, volevo dire questo mentre tu ti frizzavi, quella bella mostra, bellissima mostra che è stata inaugurata giorni fa,
8 dicembre, no, giorni fa, quindi proprio il giorno dell'Immacolata, 100 presepi in Vaticano, una mostra bellissima che vi consiglio di vedere, che raccoglie opere realizzate da artisti di tutto il mondo, che hanno espresso la propria creatività nella rappresentazione delle scene della Natività. Ovviamente poi ci dedicheremo nelle prossime puntate a un po' di arte, tutte le mostre, il fiorire di mostre che sono a Roma. Roma è una città bellissima, dannata, un po' dannata lo è Fabrizio, ma è la capitale d'Italia, quindi per la quale noi tutti proviamo un'attrazione fatale, quindi una gita a Roma sicuramente è una gita sempre bellissima. Allora io per ora ti ringrazio e ti saluto, ma torneremo insieme a te a fare rumore e a cercare di capire come vanno le cose durante questo giubileo e per tanti altri problemi che ci sono a Roma che oggi non abbiamo potuto affrontare. Grazie Fabrizio Santori. Grazie e a voi, è un piacere. A presto, buona serata. Ciao. Grazie. E allora vedo collegata oggi una puntata fittissima, molto, molto fitta, molto complessa anche, abbiamo poco tempo, ma prometto che torneremo a tornare insomma, ad approfondire il tema di una buona sanità, quello che ho cominciato a fare da poco. Prima concludevamo con l'arte, alterneremo un po' di buona sanità e un po' di bellissima arte. Allora, con la dottoressa, la vedo collegata, Martina Musto, della Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie. Allora, dottoressa Musto, ripeto, abbiamo poco tempo, quali sono le cure primarie? E adesso noi tutti andiamo in giro anche un po' con il giubileo, no? Cioè una gita fuori porta oppure una gita da regione in regione, nessuno ce la può far mancare. Ci si ammala sempre di più, ci sono stati 3.500 medici di medicina generale a congresso a Firenze per parlare di sanità territoriale. Allora, qual è la buona sanità territoriale e cosa si deve fare per cercare di evitare i rischi? Buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. La sanità territoriale è, mi viene da dire, la sanità della persona, che accompagna la persona lungo tutto il percorso della sua vita, che si occupa di prevenzione, che si occupa di gestione dei disturbi acuti, dei disturbi non differibili, delle patologie croniche che giocoforza intervengono nella vita di una persona con l'invecchiamento, fino ad accompagnarlo nell'ultima fase della sua vita, quella appunto del fine vita, in cui la persona è gravata da una maggior fragilità. Ecco, vedo qui il 70% è under 40 dei medici, quindi che si occupano come lei, giovanissima e preparatissima, di sanità territoriale e di medicina generale. Com'è occuparsi delle categorie più fragili per voi? Beh, sicuramente è difficile, è complicato, perché occuparsi di una persona cronica, affetta da malattia cronica, una malattia aggravata da fragilità, significa occuparsi di una persona che non sempre riesce a sostenere il suo carico di malattia. Tenete presente che una persona con una cronicità molto spesso non ne ha solo una. Un paziente può essere diabetico, può essere iperteso, cardiopatico, può avere una malattia respiratoria. Cercate di immaginare cosa significa per una persona farsi carico di una malattia che si porterà dietro per tutto il resto della sua vita, da cui non potrà guarire. Significa doversi ricordare di assumere una terapia tutti i giorni, di fare dei controlli, di andare dal proprio medico periodicamente. E il medico di medicina generale, grazie proprio alla relazione di cura che si protrae nel tempo, alla prossimità, all'accessibilità, pensate che sì, lo so, con qualche difficoltà, ma i nostri assistiti possono accedere ai nostri studi quando vogliono, molte volte, molte più volte di quanto possono fare al secondo livello di cura, che è quello ospedaliero. Anche per non intassare, l'abbiamo detto tante volte, i presidi ospedalieri e quindi pronto soccorso. Quindi il medico di famiglia ha una sua specificità e anche un suo canale proprio per indirizzare davvero verso indicazioni utilissime, no? Per non disperdere energie, vista la crisi anche della sanità, non trova? Sicuramente il medico di medicina generale è la persona di fiducia, che ti conosce, che conosce le comorbidità della persona se sono presenti, se ne conosce i fattori di rischio, conosce le terapie che fa cronicamente. Ecco, e se vogliamo per esempio parlare di influenza, che è insomma ormai ci avviciniamo al picco, lo prevediamo. Ecco, al picco. Velocissimamente, un minuto. Cosa fare per evitare il picco? Detto da
Allora, una giovanissima medico di famiglia. Allora, il picco arriverà perché fa parte di qualsiasi evento infettivo, cioè quel punto in cui si ha la maggior parte di persone ammalate. Allora, sicuramente la prevenzione vaccinale, su questo insomma credo che lo sappiamo, soprattutto per quanto riguarda i soggetti più fragili, quindi con patologie croniche, le persone anziane, ma molto banalmente le mascherine. Non dimentichiamoci di tutto quello che abbiamo imparato durante la pandemia, uso delle mascherine, ecco, evitare i contatti sociali qualora si abbiano dei sintomi respiratori, lavarsi le mani e chiaramente il contatto con il proprio medico, alla luce proprio del rapporto di conoscenza profonda. Di fiducia che si instaura con il medico di famiglia. Non trascuriamo il medico di famiglia, non corriamo subito al pronto soccorso per ogni cosa. Ecco, questo è un messaggio importante. Devo chiudere e allora la ringrazio moltissimo, dottoressa Musso. Dedicheremo più in là un approfondimento quando ci sarà proprio il picco dell'influenza con altri consigli utili. Grazie ancora, arrivederci. E io saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e vi do appuntamento a martedì prossimo con Pop Economia Rumore. Ciao, a martedì. Ascoltato Pop